risposta a un bando della Regione Veneto, a valere sul Fondo Sociale Europeo, sull'age management. Abbiamo voluto declinare questa risposta ai cambiamenti che avvengono in un'azienda nella chiave dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta entrando in tutte le nostre aziende, in tutti i sistemi lavorativi, e vediamo che la formazione delle persone, anche delle persone che sono da molti anni in azienda, è importante per rimanere aggiornati e per rimanere competitivi all'interno del mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale è uno strumento che ha cambiato il modo di fare formazione, anche per chi è già all'interno di un contesto aziendale. L'intelligenza artificiale serve all'interno dell'azienda, serve all'interno dei vari uffici, dei vari reparti, ma è anche uno strumento utile per fare formazione e autoformazione. Per quello abbiamo puntato su questo sistema, su far conoscere le potenzialità, perché l'intelligenza artificiale non sia percepita come un competitor o uno strumento che allontanerà i lavoratori dal mercato, ma come un alleato. Fare formazione insieme aiuta le diverse generazioni ad integrare i saperi e ad aumentare le proprie competenze, vuoi competenze trasversali per i giovani, vuoi competenze digitali per le persone un po' più age. Abbiamo utilizzato più strumenti, ci siamo concentrati sugli strumenti più generalisti, i cosiddetti Large Language Model, che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, quindi abbiamo sicuramente considerato ChatGPT, fornito dal oggi colosso OpenAI, abbiamo preso in considerazione e utilizzato Gemini, che è un altro importantissimo player nel mercato dei modelli linguistici relativi all'intelligenza artificiale, e l'abbiamo considerato anche in modo integrato alla Google Workspace, e poi abbiamo considerato anche altri strumenti sempre generalisti come Perplexity, che abbiamo sviluppato, o meglio che abbiamo utilizzato soprattutto per le funzionalità legate alla ricerca sul web. Abbiamo accennato anche a Claude, un altro strumento sempre abbastanza generalista, capace di rispondere, capace di fornire dei feedback molto interessanti, e poi siamo andati nello specifico dei corsi anche a considerare degli strumenti più verticali su funzioni specifiche. È importante poter avere diversi strumenti in base anche alla personalizzazione del lavoro che vogliamo fare. Ci sarà uno strumento che sarà più utile magari per la parte testuale e uno strumento che sarà più utile ad esempio per la parte di immagini o video. La cosa migliore è quella di vedere l'intelligenza artificiale come uno strumento di supporto, un qualcosa che può eliminare fasi ripetitive, alleggerire magari il nostro lavoro senza perdere però pensiero critico e fantasia, perché noi andiamo a lavorare dei prompt, quindi dei comandi all'intelligenza artificiale, ma sta sempre a noi la responsabilità di quello che scriviamo, come lo scriviamo e anche del risultato. Non è più sufficiente approcciare l'intelligenza artificiale con delle cognizioni basiche, vale la pena di progettare sin dall'inizio cosa noi vogliamo realizzare con l'intelligenza artificiale e quindi ricercare quale che sarà lo strumento che ci accompagnerà in questa fase. Le applicazioni che ci sono e che possono avere questi strumenti di intelligenza artificiale sono molteplici, perché arriveranno ad integrare tutte le fasi dei flussi di lavoro che si hanno normalmente, insomma, in qualsiasi attività lavorativa. L'intelligenza artificiale è una tecnologia che ci permette di sfruttare un database di conoscenza enorme. Ogni volta che interagiamo con un'intelligenza artificiale, con un modello di intelligenza artificiale, è come se parlassimo con un super esperto che sa veramente tantissime cose. E quindi specificatamente per quanto riguarda la formazione la possiamo utilizzare
per sfruttarla per ricavare le informazioni, quindi per la ricerca delle informazioni che servono per creare contenuti informativi da un lato, dall'altro per analizzare al meglio quali sono i percorsi più adatti per creare percorsi personalizzati per i dipendenti che necessitano di un percorso di apprendimento personalizzato, dove andiamo a sfruttare il massimo il tempo che abbiamo per riuscire a essere più efficaci e fare il famoso upskill o reskill di competenze di cui tanto si parla, di cui tanto c'è bisogno oggi più che mai nel mondo della formazione aziendale. Mi ha aiutato a battere le barriere del cambiamento e quindi qualche resistenza fra qualche ragazzo che è un po' più scettico. Di fatto ho avuto come ritorno la possibilità di velocizzare qualsiasi attività e avere come un aiutante in qualsiasi argomento. L'obiettivo che abbiamo è quello che ci aiuti a agevolare l'aspetto della fase sia di produzione di prodotti, quindi relazioni, disegni grafici, render, ma anche l'aspetto di produzione delle app in proprio, per cui sì, abbiamo delle competenze magari non così elevate, ma un aiutante che ci aiuta in questo aspetto è molto interessante. Il risultato più tangibile, diciamo, che è stato proprio la creazione del mio sito professionale. Io sono una psicologa e quindi è stato proprio l'occasione per poter mettermi in gioco e quindi sono riuscita a creare contenuti che rispecchiassero la mia identità professionale. L'orizzonte che vedo davanti è ricco di opportunità, infatti ho potuto mettermi alla prova per vedere un attimo di creare anche dei contenuti. Io sto cercando di creare una piattaforma e-learning proprio che mi aiuti nei percorsi di crescita, di formazione e orientamento, e utilizzando IA sono riuscita comunque già a creare dei pacchetti e a immaginare anche l'evoluzione anche di questa professione, che sarà sempre più usata anche a distanza. Abbiamo pensato che ai nostri utenti l'intervista la farà l'intelligenza artificiale. Ciao, puoi fare la domanda numero 1 a Pietro? Ciao Pietro, allora ti chiedevo, dopo aver imparato a utilizzare queste nuove tecnologie e strumenti di intelligenza artificiale, quali risultati hai trovato più significativi o importanti nella tua esperienza? E sicuramente l'applicazione in ambito lavorativo e tutte quelle che possono essere le implementazioni dell'intelligenza artificiale ci aiutano ad oggi a semplificare dei processi che altrimenti richiederebbero del tempo, che purtroppo non sempre possiamo dedicare. Puoi fare la seconda domanda ad Elisabetta? Certo, Elisabetta, la domanda per te è: quali prospettive future e opportunità di sviluppo intravedi dopo questa esperienza formativa con l'intelligenza artificiale? Sono curiosa di sapere il tuo punto di vista. Dopo questa esperienza, questo corso immersivo, sicuramente la possibilità di creare un'imprenditorialità, una leadership moderna che sa governare i processi informatici del nostro tempo, che non è quindi nemica ma di supporto a tante diverse attività, perché ormai qualsiasi ambito è coinvolto e diciamo avvicinabile dall'intelligenza artificiale generativa, e quindi la possibilità di ottimizzare i tempi, i processi, per lasciare comunque sempre il tocco umano in ogni attività, che può in questo modo dare l'inizio magari anche ad idee che prima non trovavano degli ingombri di spazio e di tempo necessari per essere pensati e sviluppati. Aumentare le proprie competenze fa aumentare la sicurezza in sé e la possibilità di realizzarsi all'interno della propria azienda, del proprio contesto lavorativo.